Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. Il commosso ricordo di Papa Francesco degli arcivescovi in Sicilia. Corrado Lorefice, presidente della conferenza episcopale siciliana, dice: dobbiamo fare tesoro della sua eredità. Il Consiglio dei Ministri dispone 5 giorni di lutto nazionale, sabato alle 10 funerali a San Pietro. Armi, munizioni e droga a Catania, scoperto un arsenale a San Cristoforo, arrestato un quarantenne. Ero con lui sulla minimoto, ma mi è sfuggita la drammatica dichiarazione del padre di Nicolas, il bimbo morto a 4 anni a Palermo. Le indagini sul 17enne ucciso in strada a Francofonte nel Siracusano. Il 22enne fermato confessa di avere colpito la vittima con un coltello al culmine di una lite per gelosia. Catania, una bottega dedicata al talento delle tante donne che potranno vendere le proprie creazioni artigianali nel negozio di via Cappuccini. Calcio, posticipata la domenica le gare di campionato previste sabato, giorno dei funerali di Papa Francesco. Si giocherà il 13 maggio Palermo-Carrarese. In C, Catania, Messina e Trapani guardano agli ultimi 90 minuti della regular season con diversi obiettivi. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale con un'ultima ora. Un uomo è stato trovato morto questa mattina in strada a Palermo, nella zona di Foro Umberto. La vittima si trova di fronte alla piazza della Calza, sono intervenute diverse volanti. Al momento si sta attendendo la scientifica e il medico legale per accertare le cause del decesso. E adesso la morte di Papa Francesco, sono stati disposti 5 giorni di lutto nazionale dal Consiglio dei Ministri, come appunto si sa, sabato alle 10 i funerali a San Pietro. E intanto il ricordo, quello che vi proponiamo da parte degli arcivescovi siciliani, che hanno appunto reso un ricordo estremamente commosso di questo pontefice. Sentiamo Marco Gullà. Io ancora non ero consacrato, quando mi disse poi te lo dirò perché ti mando a Palermo, ma tu intanto promettimi di rimanere quello che sei. Si commuove quando riguarda la foto che lo ritrae assieme a Papa Francesco. L'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, ricorda con amore il Santo Padre che nel 2018 venne nel capoluogo siciliano in una visita che rimarrà scolpita per sempre nella mente dei siciliani. Per me è stato un padre, dice Lorefice, che poi vuole ricordare Papa Bergoglio con un episodio. Lui era un uomo che era impregnato di Vangelo. Una volta gli dissi, eravamo tutti e due, ma santità, ma quanta zizzania c'è? E lui mi rispose: se c'è la zizzania vuol dire che c'è il buon grano. L'arcivescovo Lorefice sarà sabato a Roma per i funerali del Papa, così come Monsignor Antonino Raspanti, vescovo di Acirreale e presidente della conferenza episcopale siciliana. Dobbiamo fare tesoro della sua eredità, dice Raspanti. È una ricchezza pesante, un'eredità ricca e io, come penso tanti cristiani, ne sentiamo la responsabilità di non lasciar cadere, di non tralasciare per strada qui e lì pezzi importanti del suo magistero, del suo pontificato. Ricordo che arriva anche dalle parole dell'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna. Il suo sguardo era uno sguardo che riusciva ad abbracciare tutti e a mettere a proprio agio tutti. Non mancavano nelle sue parole mai riferimenti soprattutto all'attenzione che un vescovo deve avere soprattutto nei confronti dei più poveri. E adesso vi mostriamo le immagini del momento e noi cambiamo decisamente argomento. È l'esecutore materiale dell'omicidio di Maurizio Gucci a Milano nel 1995, l'uomo che ha tentato di uccidere il figlio nel Pisano sparandogli al volto con una pistola prima di rivolgere l'arma contro se stessa e ferirsi in modo gravissimo. Benedetto Ceraulo, 63 anni, di Caltanissetta, aveva provato a rifarsi una vita dopo aver scontato 28 anni in cella per l'omicidio eccellente dell'imprenditore della Casa della Moda, il fatto accaduto ieri sera. Armi, munizioni e droghe. È stato scoperto un arsenale a San Cristoforo, un quarantenne di Catania è stato arrestato dalla polizia. Tonino De Mana.
Un autentico arsenale è stato scoperto dalla polizia di Catania nel corso di una perquisizione effettuata nel quartiere di San Cristoforo. Arrestato un quarantenne colto in flagranza di reato ed accusato di detenzione illegale di armi da guerra e comunità sparo, nonché per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. 2 le perquisizioni in altrettanti immobili appartenenti all'uomo dove era possibile reperire armi e droga. Durante i controlli sono stati trovati e sequestrati 2 panetti di cocaina dal peso complessivo di 2,3 kg ed un borsone di armi con pistole, mitragliatrici, Kalashnikov e relativo munizionamento. Ulteriori controlli hanno portato al rinvenimento di altri 7 panetti di cocaina, peso complessivo 8 kg, e 9 kg di eroina, quest'ultima già suddivisa in diversi involucri. Dopo le formalità di rito, il quarantenne è stato rinchiuso nel carcere catanese di Piazza Lanza. Non c'è ancora nessun iscritto nel registro degli indagati per la morte del piccolo Thomas, schiantatosi con una minimoto contro un muro a Palermo. La polizia municipale ha ascoltato ieri il padre del bambino. Manlio Viola. Ho tentato di tenere la minimoto dal parafango, ma mi è sfuggita. Antonio Viviano, il padre di Thomas, il bambino di 4 anni, morto dopo essersi schiantato contro un muro con la minimoto, ammette di essere stato presente all'incidente. In via indiretta ammette di aver avuto un ruolo nella morte del figlio, derivante dalla sottovalutazione del pericolo. L'uomo, palesemente a lutto, ha raccontato quel giorno terribile agli investigatori, che lo hanno ascoltato a sommarie informazioni dopo che la procura ha aperto un fascicolo conoscitivo sull'incidente in seguito alla prima relazione della polizia municipale. Una relazione nella quale la stessa municipale avanza 2 ipotesi di reato sulle circostanze dell'incidente, avvenuto lo scorso 7 aprile in via Giordano Bruno, a Bocca di Falco, a pochi passi dall'abitazione della famiglia nel Palermitano. La procura non ha ancora deciso nulla e il fascicolo è stato aperto senza l'iscrizione di alcuno nel registro degli indagati, anche se dopo questo interrogatorio è possibile che le cose cambino a breve. L'interrogatorio stesso è avvenuto nella caserma di via Ugo La Malfa della municipale davanti agli agenti dell'infortunistica che hanno effettuato i rilievi. Secondo gli accertamenti proprio della municipale, il mezzo, che era provvisto di rotelle, non poteva essere utilizzato dal bambino su strada. Non ho fatto in tempo ad evitarlo, tenevo il parafango ma non sono riuscito ad evitare l'impatto, ha spiegato il padre. Il verbale anche di questo interrogatorio è stato spedito in procura, adesso si attende la decisione del PM. Nicolas Lucifora sarebbe stato ucciso per gelosia. Sarebbero 5 le coltellate sul suo corpo da parte di un 22enne che ha confessato l'omicidio. La vittima, 17 anni, avrebbe corteggiato la fidanzata del giovane. Francesco Aloi. Ci sarebbe la gelosia dietro all'omicidio di Nicola Lucifora a Francofonte, nel Siracusano. Il 17enne sarebbe stato ucciso perché corteggiava la fidanzata del 22enne, che conosceva dai tempi dell'infanzia. Un atteggiamento che il ragazzo, qualche anno più grande di lui, non ha accettato. Così, nella notte di Pasqua, è scoppiata la rissa con il ferimento mortale. Il giovane reo confesso, in stato di fermo, sarebbe crollato durante l'interrogatorio raccontando tutto. Da una prima ispezione cadaverica sarebbero 5 le coltellate inflitte sul corpo di Nicola, prima alla schiena, poi al torace, l'ultima alla gamba. Tutto davanti a decine e decine di testimoni, tra la movida del sabato sera. Per i funerali servirà ancora qualche giorno. Prima dovrà essere eseguita l'autopsia. Intanto tutta Francofonte è ancora sotto shock per una violenza tra giovani che sembra essere sempre più diffusa. La Procura di Catania ha chiesto giudizio per 2 detenuti che avrebbero tentato di abusare di un altro carcerato. Uno di loro faceva parte del branco che aveva violentato la 13enne alla Villa Bellini. Desire Ferlito. In 2 tentano di violentare un detenuto in una casa circondariale della provincia etnea. Si tratta di un romeno di 31 anni e di un egiziano di 20, già detenuto perché imputato per l'aggressione sessuale di gruppo avvenuta il 30 gennaio del 2024 ad una 13enne nella Villa Bellini di Catania, alla presenza del fidanzato della vittima. L'aggressione in carcere, per la quale la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio dei 2 detenuti, è stata sventata grazie alla tempestiva reazione della vittima e all'intervento di un altro detenuto, come ricostruisce il sito lasicilia.it, e sarebbe avvenuta il 6 agosto dello scorso anno.
Il ventenne egiziano è imputato col rito ordinario davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Catania, assieme ad altri 3 suoi connazionali maggiorenni per lo stupro di gruppo su una tredicenne alla Villa Bellini. La prossima udienza è prevista il 6 maggio. Il detenuto, che avrebbe subito la tentata violenza in carcere, adesso libero, è rappresentato dall'avvocata Eleonora Baratta, la penalista che assiste il fidanzato della tredicenne, che è pronta a costituirsi parte civile all'udienza preliminare. Adesso alla tragedia di Casteltermini nell'Agrigentino, il corpo della donna che è stata trovata nella sua casa carbonizzata, quindi morta carbonizzata, presenterebbe, secondo alcuni dati relativi ai primi risultati dell'autopsia, dei segni evidenti di violenza. Davide Sardo. Cranio fracassato e femore spezzato, e questo è il primo inquietante responso del medico legale sul corpo di Filomena De Marco, la 68enne di Casteltermini, ritrovata senza vita nella sua abitazione, una villetta isolata alle porte del paese. La donna, rinvenuta completamente carbonizzata tra le stanze distrutte dalle fiamme, potrebbe essere stata uccisa prima che l'incendio avvolgesse la casa. E questa l'ipotesi su cui stanno lavorando gli inquirenti. Una ferita profonda alla nuca e la frattura del femore fanno pensare ad un'aggressione violenta, forse mortale, avvenuta poco prima del rogo. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un'inchiesta per fare luce sull'accaduto. Disposta l'autopsia sul corpo della vittima con l'obiettivo di chiarire se Filomena sia morta per i colpi ricevuti o per le ustioni causate dal fuoco. Non si esclude l'ipotesi che l'incendio sia stato appiccato volontariamente per cancellare le tracce del delitto. L'intera comunità di Casteltermini è sotto shock. La donna, descritta da tutti come riservata e tranquilla, viveva da sola con i suoi cani. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e visionando eventuali immagini di videosorveglianza nella zona. Il fascicolo è al momento a carico di ignoti. Gli investigatori non escludono alcuna pista. Voltiamo decisamente pagina, andiamo a Messina, ieri primo giorno di servizio dello smart parking con l'avvio dei parcheggi numerici. Sentiamo Francesco Triolo. A Messina il parcheggio diventa smart e oggi il primo giorno del nuovo sistema con l'attivazione dei parcometri, una novità grazie a oltre 5.000 sensori installati nei mesi scorsi in città e oltre 45 parcometri che consentiranno di pagare il parcheggio in alternativa alle classiche applicazioni sugli smartphone oppure l'acquisto dei ticket dal tabaccaio. Sarà possibile quindi tramite i display informativi che sono collocati all'inizio di ogni via e sono 50 dislocati in tutta la città, capire quanti parcheggi liberi vi sono. È chiaro che il sistema di smart parking funziona quando il cittadino lo utilizza a regola d'arte. Il sistema è piuttosto intuitivo, si dovrà selezionare il tipo di parcheggio tra ordinario, ibrido, pass elettrico e ZTL e se nelle applicazioni di parking il numero c'è già, bisogna inserire solo quello dello stallo. Nei parcometri invece occorrerà inserire anche la targa, dati entrambi necessari in caso di acquisto del biglietto dal tabaccaio. Non soltanto i cittadini messinesi devono cambiare cultura e mentalità, ma anche noi tabaccai, perché è soltanto una questione di approccio a un nuovo servizio. Da stamattina inoltre sono attivi anche 50 display che conteranno quanti parcheggi liberi ci sono in ogni via del centro, che tra qualche settimana saranno disponibili anche attraverso un'applicazione sullo smartphone, così da monitorare la presenza di stalli vuoti. Sarà un'applicazione, proprio la vera e propria applicazione di ATM, che ci permetterà in un discorso molto più ampio di studiare un vero e proprio percorso di trasporto da metà giugno in poi. Ci fermiamo, tra poco torneremo occupandoci dell'Etna. Seconda parte di Sicilia 24 si è conclusa a partire dalle 5 di questa mattina l'intensa e spettacolare attività stromboliana che da ieri era presente al cratere di sud-est dell'Etna. Il trabocco lavico sul versante sud-orientale non è più alimentato ed è in raffreddamento. Lo ha reso noto l'INGV, l'Osservatorio Etneo di Catania. L'ultima attività dell'Etna è stata visibile anche da lontano, come vedete, per le buone condizioni meteo presenti ieri sera sul vulcano. Il bollettino di avviso per il volo
volo il Vona emesso dall'INGV di Catania è sceso da arancione a giallo e l'aeroporto di Catania Vincenzo Bellini è sempre rimasto operativo. E adesso ci occupiamo di una novità a Catania. È nata un punto, una bottega per tutte le donne che potranno vendere le proprie creazioni artistiche. Vediamo di che cosa si tratta nel servizio di Eva Spampinato. Una possibilità di riscatto rispetto alle difficoltà che la vita ha posto loro davanti e un'occasione per esprimere anche la loro creatività. Ecco cosa c'è dentro questa piccola bottega che si trova al numero 9 della salita dei Cappuccini a Catania. Una nuova occasione di vita e di lavoro per tante donne in difficoltà che vivono in strutture protette. Abbiamo case accoglienza per donne in difficoltà e vittime di violenza, facciamo dei corsi di cucito, ceramica, pittura e loro attraverso questi corsi realizzano degli oggetti che venderemo qui in questa bottega. La bottega Donne in Azione è una impresa sociale ed è stata inaugurata dall'arcivescovo di Catania, Luigi Renna, nel segno dell'inclusione e dell'importanza che hanno avuto le donne anche nella narrazione di Papa Francesco. Ci sono altri prodotti realizzati, per esempio da Nina, che è una ragazzina con la sindrome di Down, altri ospiti di altre strutture, per esempio c'è l'Abbraccio che è una comunità per malati di mente. Abbiamo fatto 2 contratti di lavoro per 2 persone, anche loro senza lavoro, e quindi diciamo che gli abbiamo dato l'occasione di potersi appunto mantenere e questo è anche un altro traguardo importante. Donne in Azione è un trampolino di lancio per quei prodotti realizzati da donne che cercano uno spazio e che lo meritano. Adesso andiamo a Messina. Su iniziativa di 3 appassionati è nato il Museo dell'Informatica e del Computer. Francesco Triolo. Dal 1977 ai giorni nostri, un viaggio nel tempo, nella storia, nell'evoluzione dell'informatica, dai primi laboratori ai moderni computer, dalle console più rudimentali a quelle di ultima generazione. È il Museo di Computer Vintage, inaugurato a Messina e fondato da 3 appassionati, Biagio Natorio Rioles, Alessandro Coletta e Tonino Bisazza. L'esposizione che ha come obiettivo ambizioso quello di preservare e divulgare il patrimonio storico informatico. A muovere tutto è la passione per la tecnologia. È la passione, perché solo la passione può effettivamente far crescere e nascere tutto questo. La passione per i vecchi computer, la passione che nasce da quando avevo 5 anni e mio padre mi regalò il Commodore 64. Ma rappresenta soprattutto un viaggio nel tempo, perché l'informatica quando abbiamo iniziato noi ragazzi era una cosa per pochi, adesso è di uso comune e la gente non si rende conto del viaggio e dei grandi progressi che sono stati fatti, ed è una macchina del tempo che ci riporta anche a quell'epoca e a quel periodo storico. Qualche pezzo difficile da trovare come l'Apple II o un adattamento alla tecnologia moderna con ChatGPT e l'intelligenza artificiale in grado di funzionare su un PC degli anni 80. Ovviamente l'interfaccia è molto spartana, quella della grafica 8 bit di una volta, però il prompt è quello che noi utilizziamo nei browser moderni, quindi a questo punto io posso fargli qualsiasi domanda. Conosci il Commodore 64 e lui si collega, ovviamente fa la domanda e risponde come se rispondesse nello stesso prompt che noi abbiamo, che utilizziamo adesso con i nostri dispositivi. L'ingresso al museo è gratuito ed è possibile nella giornata di sabato. Ci fermiamo ancora e poi torneremo con il calcio. Siamo al calcio, Catanzaro-Palermo per la 35esima giornata di Serie B si giocherà domenica 27 aprile alle 15 invece che sabato 26 in concomitanza dei funerali di Papa Francesco. Lo ha reso noto la Lega Serie B, preso atto della comunicazione del presidente del CONI Giovanni Malago. Inoltre, lo ricordiamo per il Palermo, il recupero tra Palermo e Carrarese si svolgerà al Barbera il 13 maggio. Veniamo adesso alla Serie C con Catania, Trapani e Messina che guardano agli ultimi 90 minuti della regular season con diversi obiettivi da raggiungere. Il servizio.
Una corsa per i rispettivi obiettivi nell'ultima giornata di campionato. Catania, Trapani e Messina guardano ai 90 minuti che concluderanno la regular season. I rossazzurri saranno a Potenza, forti del loro quinto posto in classifica che è rimasto tale dopo il turno precedente in cui i ragazzi di Toscano hanno riposato. Il Benevento infatti è uscito sconfitto nel match interno con il Trapani, mentre il Potenza ha perso a Latina. A questo punto il Catania, che non avrà lo squalificato Quaini, con una vittoria a Potenza è certo di conservare il quinto posto, così come con un pareggio e la mancata vittoria del Benevento con il Giuliano. Il pareggio con altre condizioni e la sconfitta porterebbero invece gli etnei ad oscillare fra il sesto e l'ottavo posto. Ricordiamo che il quinto e il sesto posto garantiscono il primo turno in casa con 2 risultati su 3 a disposizione per proseguire il cammino. Il quinto posto garantirebbe analogo vantaggio anche nel secondo turno. Per il Trapani, che con il ritorno di Aronica ha ripreso a fare punti, il conteggio è più facile. Senza Toscano e Silvestri squalificati, i Granata per andare ai playoff devono vincere con la Casertana e sperare nella contemporanea sconfitta interna del Giuliano col Benevento. Il Messina, per ottenere l'accesso ai play-out, è padrone del suo destino, deve vincere con la Juve Next Gen e a quel punto, anche se la Casertana battesse il Trapani, la squadra di Gatto, a cui mancherà lo squalificato Ingrosso, sarà certa degli spareggi salvezza. Nella corsa potrebbe finire anche il Foggia in caso di sconfitta o pari con il Picerno. E ricordiamo naturalmente che anche per tutte le partite di Serie C originariamente previste per sabato c'è lo slittamento per i funerali del Papa a domenica con inizio alle ore 20. Con questa notizia si chiude questa edizione di Sicilia 24. Vi ricordo che il telegiornale tornerà su Telecolor alle ore 14 e adesso vi lascio alla lettura dei giornali con la rassegna stampa curata da Emanuela Corsi. A tutti una buona giornata.